andava d'accordo con Bossi era quello, come nelle partite di calcio, lui faceva la finta a sinistra e Bossi tirava a destra, quindi era insomma, Gioco di squadra. gioco di squadra, esattamente. Ma guardi, noi attualmente siamo intenzionati a fare questo rinnovamento interno, quindi non vogliamo parlare molto di alleanze, anche perché la Lega quando scusi, si presenta... tutti gli uomini, a proposito di rinnovamento, tutti gli uomini di Bossi, che non erano poi tutti dei cretini, No, epurati tutti assolutamente quanti? no. No, no, guardi, non è questione di Ne ricandidate epurazione. qualcuno? Ma guardi, non è questione di depurazione. Io credo che bisogna fare attenzione in questo momento di non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Allora, ci sono delle persone valide che hanno fatto il proprio lavoro bene, il proprio dovere, e queste sono persone che possono essere tranquillamente ricandidate. Certo è che in un momento come questo noi pensiamo che ci voglia un rinnovamento non solo nelle facce, ma anche nei programmi. Questo è quello che stiamo facendo come Lega Nord. Guardi, Maroni secondo me sta facendo una cosa molto intelligente, si è dotato di una segreteria politica con 3 vice segretari, tutti quarantenni, oltre a me c'è la Elena Maccanti e Giacomo Stucchi che hanno più o meno la mia età, abbiamo 2 governatori in Veneto e in Piemonte, quarantenni, Cotta e Luca Zaia, Flavio Tosi che è diventato segretario della Liga Veneta e Salvini Lega Lombarda. Quindi noi questa opera di rinnovamento la stiamo facendo perché ci crediamo. A me fa piacere quando vedo un Renzi che si vuole candidare e sfida da questo punto di vista anche, mi passi il termine, i vecchi della politica, ma attenzione, perché non dobbiamo fare da questo punto di vista tutta un'erba un fascio. Ci sono persone che hanno una certa età ma che hanno ancora molto da dare alla politica, quindi secondo me bisogna guardare prima di tutto ai contenuti, dopodiché ovviamente un rinnovamento anche nelle facce ci vuole. Quando sento parlare di una ridiscesa in campo di Berlusconi, onestamente io questa non la condivido molto, e non solo io ma anche Maroni e gran parte del mio partito. In questo momento noi pensiamo a presentarci da soli alle prossime elezioni, anche perché, come diceva giustamente Maroni, noi non possiamo sostenere un governo che, cioè un PDL o un qualsiasi altro partito che sta sostenendo il governo Monti, un governo che purtroppo non sta facendo niente per la crescita, ma ha soltanto tassato, messo tasse, ha rimesso l'IMU, e da questo punto di vista noi pensiamo che non sia possibile un accordo con delle forze politiche che non stacchino la spina a questo governo che non è stato eletto democraticamente, ma è un governo che governa senza il consenso del popolo. Senta, lei sa meglio di me che quando ci fu la mancata fatua di Bossi contro Maroni, quando Maroni vinse quella partita, distinse i leghisti in 3 categorie. I fratelli o quelli di sempre, gli amici e i conoscenti. Allora, non è meglio, i nemici, scusi, i nemici, gli amici e i conoscenti. Non è meglio un nemico, tra virgolette, che ha avuto il coraggio in quel momento di rimanere legato a Bossi pur senza aver osteggiato Maroni, che uno dei tanti conoscenti che, vista la malaparata, sono buttati sul carro del vincitore all'ultimo momento? No, guardi, non credo che questa sia la situazione attuale. Noi, ripeto, stiamo facendo un rinnovamento reale, sicuramente stiamo pagando, e abbiamo pagato anche noi, è inutile nasconderlo, delle situazioni difficili. Qualcuno parlava di correnti, a me non piacciono le correnti e in Lega non ci devono essere, non esistono. Noi comunque dobbiamo ripartire con persone nuove, quindi non credo ci siano nemici, conoscenti o quant'altro. Ci riproponiamo e siamo convinti che se riusciamo a fare questo in maniera determinata, soprattutto con programmi nuovi e riproponendo nell'agenda politica la questione settentrionale che c'è ed esiste e soltanto un partito territoriale come il nostro la può rappresentare. Io non credo ai vari Grillo, anche se ho profondo rispetto per chi lo vota, perché ho rispetto per il voto del popolo, ma non credo che Grillo risolva i problemi del paese Italia. Avete preso in considerazione l'ipotesi, che ovviamente non vi auguro, sinceramente non vi auguro, di non riuscire nemmeno a entrare in Parlamento, e che quindi tutto questo discorso, cioè stando ai sondaggi siete sul filo di entrare in Parlamento, dipende ci fu l'anno in cui la Lega non entrò in Parlamento. Sì, al 3,9%. Esatto, 3,9% come Di Pietro. Sì, però nel 2001. Attualmente la nostra situazione non è questa, e comunque dipende anche dalla nuova legge elettorale. In ogni caso a noi non ci spaventa, anche perché, ripeto, quando la Lega corre da sola prende più nel voti. 96. Nel 2001 eravate di nuovo tornati a casa con le Cavaliere. Nel 96.
quando la Lega corre da sola prende più voti, quindi secondo me dobbiamo rimetterci in gioco, avere il coraggio nel di farlo, 96 correste da soli e andate al di rimanere fuori Scusi, dal lei Parlamento. è giovane, le ricordo che nel 96 correste da soli e andaste a sbattere Certo, 3,9 certo. quando c'era la soglia del 4. Voi Di Ma Pietro, me lo ricordo perché fuori sono dal iscritto in Parlamento. Lega, sono giovane ma sono in Lega dal 93, quindi Ah beh, vabbè. me lo ricordo. Quindi discutiamo un'alleanza con il PDL con Berlusconi o anche senza Berlusconi? Attualmente sì, poi voi sapete meglio di me. Questo attualmente mai dire mai in politica. Scegliamo questo sempre, attualmente, da che cosa dico sempre. dipende? Da che cosa No, dipende? dipende che se il PDL ha il coraggio di fare un ragionamento serio con noi e staccare la spina a questo governo, allora si può anche fare un ragionamento. Certo che il rinnovamento non può Tra poco essere si spegne quello... l'interruttore. ma è un segnale politico importante che noi ci attendiamo e soprattutto non vogliamo rivedere... Mi scusi. Come fa Berlusconi a staccare la spina a un governo che ormai tra poco deve spegnere l'interruttore da solo dopo che l'ha sostenuto per un anno e passa? Cioè, è una richiesta impraticabile. Per esempio votando con noi alcune proposte in Parlamento. Questo l'ha detto anche Alfano ieri alla festa della Lega, non è un problema. Io però credo che nel Paese, ma anche al nord, il tema dell'appoggio al governo Monti vada posto in termini un po' meno demagogici e un poco più complessi, nel senso che è fuori di dubbio che il PDL non ha alcun interesse e alcun vantaggio politico ad appoggiare questo governo, perché non abbiamo poltrone, non abbiamo ministri e sicuramente votando la riforma delle pensioni che non abbiamo potuto fare quando eravamo al governo, evidentemente non si prendono voti. Però il PDL lo ha fatto responsabilmente, pagando un prezzo in termini di consenso, perché anche gli imprenditori, gli artigiani e le partite IVA del nord sanno bene che in un governo in cui comunque c'è l'appoggio di un centrodestra alcune battaglie si fanno. Penso all'IVA per cassa, penso comunque a tutte le modifiche non ancora sufficienti che abbiamo imposto al governo sulla riforma Fornero per quanto riguarda la flessibilità in entrata, penso alla nostra battaglia per non aumentare l'IVA. Insomma, io credo che standosene fuori è chiaro che è più semplice poi lamentarsi di provvedimenti impopolari, però non è che il Nord possa dire che il governo Monti ha solo aumentato le tasse. Monti in Europa ha fatto anche dei passaggi che sono stati importanti per stabilizzare lo spread insieme a Mario Draghi e questa cosa ha aiutato comunque il sistema paese a reggere. Quindi credo che imputare al PDL l'appoggio al governo Monti non l'abbiamo fatto per interesse di partito. Se avessimo voluto guardare il nostro interesse avremmo fatto la stessa cosa che avete fatto voi restando fuori, visto che non siamo al governo, che non abbiamo posti. Però la situazione del Paese è talmente grave e credo che anche al nord ci sia questa consapevolezza. Poi insieme possiamo fare alcune battaglie su Equitalia piuttosto che le cose che sono state dette ieri. No, mi scusi, mi sembrano però come Bersani e Vendola. Non trovo un po' incoerente quanto abbiamo sentito nel servizio di Berlusconi dicendo che non si possono mettere le tasse, che bisogna togliere l'IMU, cose che io condivido perché l'IMU nella prima casa l'abbiamo sempre detta che è una cosa sbagliata. Tengo a precisare che per esempio al nord l'80% delle persone che pagano l'IMU sulla prima casa sono persone che hanno acquistato la casa col mutuo. Quindi stanno già pagando una rata sulle banche, alle banche si trovano anche purtroppo una tassazione ingiusta. Io condivido alcune cose dette da Berlusconi, però non trovo un po' incoerente che dica questo e quindi si voglia ripresentare e allo stesso tempo sostiene un governo Monti... che attualmente ha soltanto messo tasse. No, soltanto no, perché c'è stato comunque un risanamento della spesa pubblica e i tagli che avevamo avviato. Il debito pubblico sta continuando ad aumentare. Il taglio che avevamo fatto della spesa pubblica contestati dalla sinistra è comunque andato avanti e il pareggio di bilancio in ogni caso si deve raggiungere. Poi sono d'accordo, l'errore ma è legato alla tempistica, alla necessità di dare risposte rapide all'Europa è stato quello di aumentare le tasse, ma le vicende che abbiamo visto anche questa sera legate alla Regione Lazio e non solo dimostrano che la proposta di Berlusconi di ridurre l'IMU, di ridurre le tasse, va presa in considerazione anche se va portato avanti il piano di risanamento e di taglio della spesa. Di cose da tagliare ce ne sono ancora tante. 38 della verità, 39 novembre. Lei aveva 12 anni, quando, quindi lei è del 73, allora aveva 12 anni esattamente, quando Guido Carli tentò di proporre la riforma delle pensioni e fu respinto dai socialisti e dai democratici, era Presidente del Consiglio, dicendo tra 2 anni ci sono le elezioni.
fosse per voi, noi avremmo ancora le pensioni d'anzianità, che in Germania non ci stavano. Allora io sono uno di quelli che sostengono che i tedeschi non ci stanno dando niente perché poi i prestiti che fanno e non a noi saranno rimborsati a tassi di interesse assolutamente convenienti. Detto questo, era difficile far digerire all'opinione pubblica tedesca che l'azionista di maggioranza è la Banca Centrale Europea. Loro hanno rinunciato alle pensioni di anzianità, non ce l'hanno mai avute, gli impiegati statali non hanno la 13ª, le loro pensioni sono legate agli stipendi e gli stipendi sono legati alla produttività, per cui negli ultimi 10 anni, per 4 anni, gli stipendi non sono aumentati e le pensioni non sono aumentate. Insomma, francamente noi eravamo il paese dei balocchi. Che poi voi abbiate sostenuto le pensioni di anzianità perché nel nord si andava in pensione prima a carico dello Stato per poi trovarsi il secondo lavoro, io questo da italiano lo capisco, da tedesco lo capirei un po' meno. Quindi voglio dire, se uno ha una visione dello Stato complessiva deve pure qualche volta un pochino... Ma anche da italiano diciamo, si faceva fatica a capirlo. Capito, insomma, le pensioni di anzianità le abbiamo difese perché noi abbiamo tantissimi pensionati al nord, persone che hanno cominciato a lavorare a 14 anni e magari anche con lavori usuranti e di conseguenza sono persone che devono andare... Anche in Germania si comincia a lavorare a 14 anni, non è che soltanto noi abbiamo l'esclusiva. Pensione alla gente, il problema è tagliare la spesa pubblica di questo Stato, questa è la verità. Perché per esempio assieme al PDL non possiamo fare, effettivamente qui possiamo anche sfidarci da questo punto di vista in senso positivo, fare effettivamente delle riforme e introdurre i costi standard, visto che parlavamo di spese anche nelle regioni, per carità, noi ci stiamo. Si possono fare in un pomeriggio e vanno fatti. Ho capito, però siamo caduti col col precedente governo proprio quando stavamo portando a casa il federalismo. Non perché noi non fin fossimo prima abbiamo tenuto in piedi un governo. Siamo caduti perché non abbiamo fatto la riforma delle pensioni. E noi purtroppo come Lega l'abbiamo pagata questa cosa e la stiamo standard. pagando e siamo caduti proprio quando dovevamo raccogliere quello che noi chiedevamo, cioè l'applicazione del federalismo fiscale in questo paese. Anche perché non avete più una maggioranza politica solida e motivata. E dovevamo probabilmente votare subito e non raccogliere i parlamentari e andare con queste proposte. Andando lì con il lanternino a lasciamo stare. Però oggi io penso